Una buona giornata martedì 26 novembre insieme per questa prima edizione, come sempre fino alle 13:30, tanta la cronaca anche oggi dal territorio, ma oggi è il secondo giorno consecutivo di udienza per il processo Turetta e lo vediamo nelle immagini, il ragazzo è ancora presente in aula, è il giorno della difesa, sta parlando da ore ormai l'avvocato Caruso, sentiamo qualche spezzone in diretta. Dalla realtà, agiti, fantasie, in un soggetto generalmente piuttosto distanziato dalle proprie emozioni, il meccanismo di abbassamento delle difese che gli ha permesso di investire maggiormente nella reazione lo ha privato, però, di quegli argini che lo distanziavano dall'intensità delle emozioni. Quindi l'intensità della frustrazione, la rabbia, il risentimento, l'aggressività hanno incontrato meno filtri, hanno impattato più direttamente sulla consapevolezza e sulle percezioni. Questi sono stati di alterazione emotiva, sono stati emotivi e passionali. E sul punto vorrei dire due cose, a beneficio dei giudici popolari. Nel nostro ordinamento il legislatore del 1930, il legislatore fascista del 1930, ha escluso volutamente che le alterazioni emotive, le tempeste emotive, anche determinate dal legame sentimentale, potessero incidere in alcun modo sulla imputabilità. Che cos'è l'imputabilità? È la cosiddetta capacità di intendere e di volere. Ma non perché effettivamente l'amore, la passione non produca anche sul piano chimico gli stessi effetti delle patologie mentali, ma perché il legislatore non ne ha voluto sapere. Non ti permettere di chiedere la perizia o la consulenza psichiatrica se l'omicidio è un omicidio passionale, perché la general prevenzione, cioè l'esigenza di non consentire agli avvocati abili, si diceva nel codice del 1889, di poter sempre sfruculiare su queste debolezze umane per poter spuntare dei risultati utili a favore dei propri assistiti, è inutile, io non ne voglio sapere, dice il legislatore. Gli stati emotivi e passionali, le tempeste emotive, le convulsioni emotive non ti verranno prese in considerazione ai fini della determinazione della capacità di intendere e di volere. Però nulla. Stiamo sentendo le parole dell'avvocato Caruso, un lungo preambolo sulla difficoltà dell'incarico che gli è stato assegnato, ma anche una riflessione su il senso dell'ergastolo. Avremo modo ampiamente durante la nostra prima edizione di ascoltare le sue parole, poi avremo anche Ilaria Marchiori che è presente in aula per raccontarci insomma questa mattinata di udienza. Noi ci spostiamo invece per il momento nel Trevigiano perché circa mezz'ora dopo la mezzanotte di appunto questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 all'interno dell'area di servizio Calstorta Nord in direzione Milano. Lo vediamo dalle immagini per l'incendio di un'auto coinvolto esternamente anche l'autogrill. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita. Le squadre dei vigili del fuoco accorse da Motta di Livenza sono arrivate con un'autopompa e un'autobotte, hanno spento le fiamme dell'auto che ha preso fuoco mentre si trovava a ridosso della struttura dell'autogrill che è stata annerita, ha riportato qualche danno. Infatti l'esercizio
di ristoro internamente non ha subito danni e per questo ora è aperto. Le cause dell'incendio dell'Audi A6 a gasolio sono di probabile natura elettromeccanica e ora al vaglio della squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate circa dopo 2 ore e mezza con la rimozione dell'auto e la messa in sicurezza dell'area. È stato un incubo quello vissuto da una 15enne trevigiana domenica pomeriggio in stazione a Treviso. La giovane aveva appena partecipato alla manifestazione contro la violenza sulle donne. Intorno alle 14 ha raggiunto i binari per prendere il treno e tornare a casa quando ha visto avvicinarsi 2 uomini. Uno di loro è rimasto a controllare che non ci fosse nessuno nelle vicinanze, mentre l'altro l'ha affiancata. Dopo averle fatto alcune domande l'ha afferrata e baciata sulla bocca. A quel punto la ragazza è riuscita a divincolarsi e scappare. Una volta fuori dalla stazione ha chiamato i familiari che l'hanno raggiunta e accompagnata negli uffici della polizia ferroviaria, dove sono state subito visionate le telecamere che avrebbero immortalato i 2 uomini. Le indagini sono in corso ovviamente per rintracciare i responsabili, e quindi continuiamo a parlare di violenza sulle donne e di abusi, anche in questo caso subiti da una ragazzina di 15 anni. Noi abbiamo per ora, rimaniamo nel Trevigiano, ci spostiamo a San Biagio di Callalta perché ieri sera intorno alle 20 c'è stato un inseguimento da parte dei carabinieri di un'auto in cui c'erano a bordo dei ladri che stavano fuggendo. Hanno imboccato contromano la grande rotonda di Olmi. Siamo appunto nel territorio comunale di San Biagio di Callalta e per noi, ecco, le immagini le vediamo di copertura. Queste sono le immagini che sono state che ci sono arrivate in redazione ieri intorno appunto all'ora di cena, e vedo proprio collegata insieme alla sindaca di San Biagio Valentina Pillon la nostra Francesca Bozza che ci racconta tutto. Buongiorno Francesca. Sì, buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori, grazie al sindaco di San Biagio di Callalta Valentina Pillon. Poteva essere una strage, ne stavamo proprio parlando adesso con la sindaca, perché quest'auto, questa Mercedes con a bordo 4 cittadini albanesi, ha imboccato contromano questa rotatoria di Olmi e poi proprio in quel punto lì all'estremità opposta dove ci troviamo noi con le immagini di Tommaso Migot sono stati bloccati dai carabinieri. È finita così questa fuga ad altissima velocità di quest'auto che alla vista proprio della pattuglia dei militari dell'Arma si è data alla fuga imboccando contromano la rotonda. Un'auto che si è vista la vettura dei malviventi andare incontro è riuscita a schivarlo, quella che la seguiva non ha potuto evitare l'impatto. A bordo una ragazza trentenne di Casier, fortunatamente viva per miracolo visto la violenza dell'impatto. L'auto poi dei malviventi è sbalzata contro una terza vettura. A quel punto i 4 a bordo, nonostante le ferite, sono riusciti a scappare attraverso i campi. Uno è stato subito bloccato, gli altri due sono stati bloccati in mezzo ai campi, mentre il quarto è tuttora in fuga e quindi caccia all'uomo. Sindaco, stavamo appunto dicendo strage sfiorata perché erano le 19:30 circa. Sappiamo quanto è trafficata a quell'ora questa rotonda? Assolutamente sì, nel male diciamo che si è evitato il peggio. Infatti io ringrazio davvero tutta l'Arma dei Carabinieri, le forze dell'ordine, il comando dei Carabinieri di Treviso nonché la stazione di San Biagio di Callalta per aver coordinato tempestivamente tutte le operazioni ed aver da subito dato l'allarme, un allarme che è partito di questa targa rubata e che quindi ha coinvolto tutto l'Interland trevigiano appunto alla caccia di quest'auto rubata. Fortunatamente il sistema di videosorveglianza e quindi anche i targa system si rivelano ancora una volta uno strumento efficace non solo per la prevenzione ma anche in un secondo momento per cercare di approfondire le indagini al meglio. Oggi appunto, come anticipava lei, il quarto malvivente è ancora in fuga. Speriamo appunto che le indagini facciano il loro corso, che si riesca ad intercettare la persona e che davvero sia fatta giustizia.
Ecco, da dire è di che a bordo dell'auto sono stati trovati arnesi da scasso e contanti, e nei borselli che avevano i 3 fermati sono stati trovati gioielli, oggetti in oro, molto probabilmente provento di furti che sarebbero stati messi a segno nel veneziano, probabilmente stavano arrivando proprio da là con l'auto, e poi insomma i fatti che vi abbiamo raccontato. E sindaco, purtroppo il tema dei furti resta un tema in primo piano. Noi quasi quotidianamente ce ne occupiamo nei nostri telegiornali, ma chiaramente poi di fronte anche a questi episodi cresce l'inquietudine e la paura dei cittadini che chiedono qualcosa in più per tutelarsi, chiedono leggi anche più certe. Assolutamente. Quest'anno purtroppo anche il nostro territorio è stato battuto e colpito da numerosi furti. Noi cerchiamo sempre di coordinarci con le forze dell'ordine, quindi anche con il comando di polizia locale intercomunale, ampliando anche i servizi e gli orari nelle ore serali, notturne, proprio per cercare di essere vicino ai cittadini e di prevenire i furti. È chiaro che tutte le misure che vengono messe in atto vanno nella direzione di ampliare il sistema di videosorveglianza piuttosto che incentivare il controllo di vicinato, ma è chiaro che la spregiudicatezza di queste persone e il modo in cui loro intervengono a qualsiasi ora del giorno e della notte ci fa davvero riflettere, e quello che noi chiediamo sia come istituzioni ma anche come cittadini è che le pene siano certe, siano severe, in modo tale comunque da dare perlomeno delle garanzie ai cittadini che si trovano davvero a vivere dei momenti di paura e inquietudine. Ecco, insomma, Edi, siamo qui a raccontarvi di questo episodio che, come detto in apertura, poteva avere davvero conseguenze, avere un bilancio drammatico. Fortunatamente è finito con lo spavento chiaramente degli automobilisti che si sono visti quest'auto venire incontro, poi la prontezza dei carabinieri che sono riusciti a fermare 3 dei 4 malviventi. Il quarto appunto è ancora in fuga. Io ringrazio Valentina Pillon, sindaco di San Biagio di Callalta. Se non ci sono domande, Edi, ti restituisco la linea. Grazie Francesca per gli aggiornamenti, grazie ovviamente alla sindaca per la sua testimonianza, un grido d'allarme che stanno lanciando tanti sindaci della Marca. Sentivamo solo la scorsa settimana il sindaco di Farra di Soligo, il sindaco di Valdobbiadene, che anche loro, come la sindaca di San Biagio, chiedono più certezza della pena, perché il tema dei furti, lo sapete bene, come diceva Francesca, ve lo raccontiamo quasi quotidianamente, è un tema molto sentito nella nostra provincia e non solo, anche in tutto il Veneto, un'escalation di raid, di furti che appunto non accenna a diminuire. Insomma, vedremo poi durante il corso della giornata se ci saranno degli sviluppi su questa vicenda, se le indagini porteranno a trovare il fuggitivo che ieri è scappato appunto a piedi, e ovviamente ve ne daremo conto nei nostri telegiornali della sera. Ma per ora rimaniamo intanto nella stretta cronaca di queste ore, perché nella notte c'è stato un omicidio a Marghera. Un uomo di 40 anni è stato ucciso a colpi d'arma da taglio. Vedo sul posto collegata per noi la nostra Anna Maria Parisi che ci racconta di più. Sono state fermate 2 persone. Anna, buongiorno. Buongiorno Eddie. L'assassinio si è consumato proprio qui al parchetto di via Rizzardi a Marghera, dietro alla statua della Madonnina della parrocchia di Sant'Antonio, per un regolamento di conti tra una banda di albanesi o comunque di cittadini albanesi e macedoni. Una questione legata allo spaccio di droga e quindi alla spartizione del territorio. Il fatto è accaduto proprio nella zona che vede la spartiacque tra Marghera e Mestre lungo via Rizzardi, dove c'è la fontana, come vediamo con le immagini di Francesca Pezzo, un parapiglia, una lite furiosa culminata con l'accoltellamento di uno dei 2 fratelli albanesi, morto dissanguato, 40 anni, questo ragazzo, questo uomo che è morto, ferito in modo grave
grave ma non in pericolo, sebbene non in pericolo di vita, il fratello dell'assassinato. Presi due macedoni, sembra legati da un rapporto di parentela, forse cugini, ma le notizie ancora sono molto blindate dalla questura che è intervenuta con le volanti proprio qui chiamati da alcuni residenti dei palazzi che circondano, diciamo così, il parchetto, e subito sul posto anche i sanitari del 118, ma per l'albanese quarantenne purtroppo non c'era nulla da fare. Quando sono arrivati gli operatori è morto dissanguato per le gravissime lesioni da arma da taglio. Ora non resta che capire dalle indagini degli inquirenti che cosa è accaduto effettivamente. Ricordiamo che questa zona è una delle zone notoriamente conosciute per lo spaccio qui a Marghera. Soltanto dietro la statua della Madonnina ho verificato poco fa tante le stagnole e anche siringhe utilizzate dai tossicodipendenti, e questa zona è una zona veramente pericolosa anche di giorno, così ci ha detto un ragazzo, e di cui poi mostreremo l'intervista nel corso dell'edizione della sera. E con le immagini di Francesca Pezzo è tutto da Marghera, vi restituisco la linea. Anna Maria, grazie a te Francesca Pezzo per questi aggiornamenti e il vostro contributo. Ci spostiamo a Padova. Abbiamo sentito prima il caso della ragazzina di 15 anni di Treviso che stava aspettando il treno due uomini hanno tentato di abusare di lei. Ora andiamo invece a Padova, perché ieri, nel giorno dedicato al contrasto alla violenza sulle donne, in tribunale è iniziato il processo contro un 90enne accusato di aver maltrattato per 60 anni la moglie. Ci racconta tutto Valentina Visentina. È stato un racconto scioccante quello fatto in aula da una 89enne padovana nel processo contro il marito 90enne accusato di averla maltrattata per tutti i 60 anni di matrimonio. Il processo è iniziato ieri a Padova nella giornata in cui si celebra il contrasto alla violenza di genere. In aula ha parlato la donna e ha raccontato di maltrattamenti sia fisici ma anche psicologici. Veniva picchiata per qualsiasi cosa, per qualsiasi banalità, semplicemente per aver trascorso qualche giorno a casa della sorella, ma le veniva anche negato la possibilità di utilizzare i soldi di famiglia, poteva usarli solo per fare la spesa, non poteva comprare nient'altro, doveva rendere conto di tutto al marito. 60 anni di calvario sopportati, ha detto la donna, per non far pesare la sua sofferenza ai figli. L'unica con cui si sfogava era la sorella. Questo calvario è durato fino al 2014, quando la donna, per l'ennesima volta picchiata dal marito, è finita in pronto soccorso con ferite molto più serie al torace. 10 giorni di prognosi. I figli hanno spinto questa volta la donna a denunciare. Le denunce poi e le testimonianze dei maltrattamenti sembrano siano durate fino al 2021. Ieri in aula la ricostruzione di questi maltrattamenti nelle prossime sedute, anche poi ci toccherà anche alla difesa dell'uomo, e poi ci sarà la condanna. 90enne che intanto è stato sottoposto ad una misura cautelare con il divieto di avvicinamento alla moglie, che dopo 60 anni di matrimonio si è liberata di questa tortura sostenuta dai suoi figli, che hanno tagliato qualsiasi rapporto e contatto con il padre e che ora sono vicini alla madre in questa vicenda giudiziaria che appunto che si concluderà nei prossimi giorni con la sentenza del processo.
Grazie a questo contributo dei colleghi di Padova e Valentina Visentin per averci ricostruito questa vicenda. Rimaniamo nel Padovano perché il pubblico ministero Sergio Dini ha aperto un'inchiesta sulla morte di Pupa Salvagnini Luxardo, l'82enne vedova di Michele Luxardo, già presidente della Michele Luxardo di Torreglia e capostipite della famiglia di imprenditori famosa in tutto il mondo per il maraschino, deceduta sabato all'Hermitage Medical Hotel di Teolo. L'anziana era in piscina quando probabilmente in seguito a un malore è affogata. Lo scopo dell'inchiesta è di valutare se la sorveglianza dei bagnini e l'intervento dei soccorsi abbiano seguito le procedure corrette. Ed è lotta ai predoni in città, siamo sempre a Padova, grazie alla segnalazione dei residenti del quartiere Palestro, fermata una coppia di ladri trasfertisti albanesi, colpi anche a Santa Rita e alla Sacra Famiglia. Il servizio di Francesco Ratai. Dall'Emilia-Romagna a Padova per rubare nelle abitazioni. La polizia ha fermato 2 predoni albanesi, entrambi pregiudicati, grazie alla segnalazione di alcuni residenti che in quartiere Palestro avevano notato un'auto sospetta. Da qui è partita l'attività investigativa della polizia, che si è messa sulle tracce dell'auto notando come fosse stata presente nelle ore serali in diversi quartieri del centro cittadino. Gli uomini della questura hanno quindi iniziato a pedinare l'auto intestata a uno dei 2 albanesi residente a Reggio Emilia, notando che i 2, dopo averla parcheggiata, si erano allontanati per tornare verso il veicolo velocemente e con vestiti diversi. Saliti in macchina, si sono diretti precipitosamente verso l'autostrada di Padova Sud. A quel punto i poliziotti li hanno fermati prima che imboccassero il casello. In auto hanno trovato i vestiti con cui si erano cambiati e ben nascosti gli arnesi da scasso, oltre a numerosi monili e oggetti preziosi, la cui provenienza i 2 non sapevano giustificare. La polizia ha quindi perquisito anche l'abitazione dell'uomo a Reggio Emilia, dove venivano trovati altri oggetti preziosi, tra cui molti orologi. I 2 albanesi sono stati portati alla casa circondariale. I monili e i preziosi ritrovati saranno restituiti ai legittimi proprietari. Ennesima rapina nel quartiere Portello a Padova, è accaduto nella notte. La polizia ha arrestato un 39enne di origini tunisine. Ha minacciato un passante brandendo un palo della segnaletica, l'ha picchiato e derubato del cellulare. Un 39enne tunisino è stato arrestato nella notte dalla polizia dopo aver compiuto una violenta rapina in via Belzoni nel quartiere Portello. La vittima è un 22enne padovano che ha dato l'allarme intorno alle 2 di notte. Il ragazzo ha raccontato ai poliziotti di aver visto lo straniero in forte stato di agitazione rovesciare i cassonetti dell'immondizia. Poi, credendo di essere stato ripreso dal giovane, l'ha minacciato mostrando la lama di una grossa forbice, poi sollevando un palo della segnaletica. Il tunisino ha colpito con pugni all'addome il 22enne ed è scappato con il cellulare. La polizia, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, ha rintracciato e fermato in via Altinate il tunisino che ha cercato di picchiare gli agenti, ma è stato arrestato e portato in carcere. Questo quindi la cronaca delle ultime ore dal Padovano. Vediamo in doppia finestra, intanto continua l'udienza del processo Turetta, sta parlando la difesa, prima abbiamo visto stava parlando l'avvocato Caruso, e proprio dell'avvocato Caruso vi facciamo sentire alcune parole, alcuni passaggi importanti dell'inizio di questa udienza, in cui ha riflettuto sulle difficoltà della difesa e sul principio di legalità. Ha detto no alla legge del taglione. Sentiamo. Oggi prendiamo la parola nello svolgimento di un compito non facile, forse tra i più difficili che possano occorrere di svolgere nell'esperienza professionale di un avvocato difensore, assistere, difendere, sul piano tecnico ovviamente, un imputato reo confesso di un omicidio e altri reati satelliti, un omicidio efferato, violento, un omicidio gravissimo, assistere un giovane ragazzo per aver ucciso una giovane ragazza
stroncandone non solo la vita fisica, ma quando si priva della vita una persona, la si priva anche dei ricordi, dei sogni, delle speranze, dei progetti, e la si priva di tutti i legami che la univano alle persone che la avevano amata, che l'avrebbero amata e che hanno riposto in lei le aspettative del futuro, le aspettative di un futuro radioso, nel caso di Giulia Cecchettin. Svolgo una professione. Vittorio Gassman diceva che si dovrebbero avere due vite, una per provare e una per recitare. Io non so se nella seconda vita avrei recitato la professione dell'avvocato penalista, perché la professione dell'avvocato penalista è una professione controintuitiva. È controintuitiva. Non ovviamente vi metto a conoscenza delle mail che mi sono giunte nel corso di questo anno, in cui mi si chiedeva come faccio a fare quello che faccio. E sono le più a tinte pastello. Ma è controintuitiva perché di fronte a vicende come quelle che hanno coinvolto come autore Filippo Turetta, il meccanismo reattivo più immediato è il crucifige. È il crucifige. Vogliamo veramente pensare che sia la presunzione di non colpevolezza, di innocenza? Che sia la comprensione empatica di cosa può aver provato un omicida efferato come Filippo Turetta nel momento in cui sopprimeva le speranze, la vita, le aspettative di una ragazza meravigliosa come Giulia Cecchettin. Vogliamo pensare che la reazione a cortocircuito della comunità sia quella di dire ma fermiamoci un attimo, vi è una presunzione di innocenza. No. Allora, con quale spirito mi accingo a svolgere dopo un anno così faticoso il mio compito? Beh, il principio di legalità. Il principio di legalità, perché voi, vedete, non dovrete emettere una sentenza giusta. Voi dovrete pronunciare una sentenza secondo legalità. E cosa significa legalità? Che la civiltà del diritto vi impone di giudicare Filippo Turetta con una mano legata dietro la schiena. Con una mano legata dietro la schiena. La mano legata dietro la schiena che non corrisponde ovviamente alla legge del taglione. Si membrum ruptum sit, nicum eo pacit, talio esto. No. Siete voi già direttamente che dovete essere senza un braccio. Questa è la vera legalità, questa è la civiltà del diritto alla quale contribuirete, ancorché aveste in futuro ad applicare la pena massima prevista dall'ordinamento a carico di Filippo Turetta. Ma attenzione che il principio di legalità protegge anche voi contro gli eccessi della comprensione equitativa del fatto, perché non voglio fare lo psicologo da strapazzo, ma se qualcuno, e vi è qualcuno tra i leoni o i leoncini da tastiera, che si fa intenerire da Filippo Turetta
e si cominciasse a chiedere: ma se io fossi stato Filippo Turetta così timido fin dai primi anni della mia vita, senza aver avuto nessun amico, chiuso come un chicomori all'interno della mia stanza a giocare al computer, non avessi mai avuto una fidanzatina, nessuno che mi avesse chiesto che ti sta capitando, perché sei così, ma non ti piace nessuna, ma anche io sarei arrivato a quella fase inaugurale della mia vita, un nuovo mondo, e chissà che reazioni avrei avuto, magari violente, non così violente, definitive come quelle di Filippo, però ecco, la legalità serve anche voi per tenervi a debita distanza, non dovete comprendere tutto. Dovete mettere un argine della legalità. Quindi l'argine della legalità difende Filippo, tutela Filippo, ma tutela anche la Corte d'Assise. Insomma, l'ergastolo come pena inumana, il no alla premeditazione dell'omicidio di Giulia Cecchettin. Sentiremo tra pochissimo le parole dell'avvocato Caruso, che fa un'ampia riflessione proprio sull'ergastolo. Prima però siamo in grado di proporvi, come sempre, come ogni martedì, il sondaggio in cui esito andrà in onda durante la puntata di Ring. Lo vedete qui in sovraimpressione. Il tema oggi è quello del nuovo codice della strada, che tanto sta facendo discutere tra chi è favorevole, tra chi è contrario. Tra le nuove imposizioni del codice della strada c'è l'arresto per chi guida ubriaco. Secondo voi è giusto? Sì al numero che vedete scritto in verde, no invece chiamando il numero invece scritto in rosso. Avete la possibilità di chiamare durante tutta la giornata e fino a dopo i nostri telegiornali della sera. L'esito appunto durante la puntata di Ring oggi con il nostro Ferdinando Avarino. Più tardi vi diremo anche gli ospiti, perché sarà sempre ampia la pagina della politica. E come annunciato poco fa vi facciamo sentire ancora le parole dell'avvocato Caruso. Torniamo a Venezia. L'ergastolo è ormai da molto tempo ritenuto una pena inumana e degradante. L'articolo 27, terzo comma della Costituzione, lo ricordo a beneficio dei giudici popolari, prevede che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e debbano tendere alla rieducazione del condannato. Il pubblico ministero correttamente ieri ha ricordato come in realtà nella articolazione effettiva dell'assetto giuridico penalistico attuale ormai l'ergastolo non sia più autenticamente un fine pena mai. Perché? Perché con la legge Gozzini del 1986 ci sono degli istituti di lenimento della perpetuità dell'ergastolo, quali la semilibertà e la liberazione condizionale, che consentono comunque all'imputato di intraprendere un percorso rieducativo, riabilitativo e pertanto di poter nutrire la fondata aspettativa in futuro di reintegrarsi nel consorzio civile. E la Corte Costituzionale stessa dice sì, l'ergastolo come era stato introdotto e conosciuto nel 1930 sarebbe incostituzionale. Ergastolo deriva a un'origine etimologica che deriva dall'attività lavorativa a vita, cioè l'ergastolano è ergastolano quasi come stigma personologico. L'ergastolano reca con sé uno stigma personale. Ma al di là di questo la Corte Costituzionale, più volte interpellata, dice tutto sommato l'ergastolo non è autenticamente un ergastolo, è un po' meno. Io direi che l'ergastolo è il tributo che lo Stato di diritto, la civiltà del diritto,
paga all'ideologia della pena eliminativa e vendicativa di coloro che dicono che l'omicida, che Filippo Turetta debba essere messo in carcere, debba essere buttata via la chiave. Questo è l'ipocrisia dell'ergastolo. Questa è la posizione della difesa, mentre ieri è stato il giorno dell'accusa. Come avete visto anche dalle immagini, Filippo Turetta era in aula anche ieri con la stessa felpa, una felpa rossa. Ieri era la giornata contro la violenza di genere. Rosso è il simbolo della lotta alla violenza sulle donne e oggi indossa la stessa felpa. Dunque il processo Turetta, appunto, dicevamo ieri era stata la giornata della difesa del 22enne reo confesso di aver ucciso l'ex fidanzata di Giulia Cecchettin, e era appunto, come dicevamo, presente in aula anche Turetta. Lo stesso Turetta sente invece, come oggi, Gino Cecchettin. Sentiamo la ricostruzione di Ilaria Marchiori. Riconosciuta la continuazione tra i capi in contestazione, ritenuto più grave il capo sub 1 e riconosciute le aggravanti contestate, l'imputato venga condannato alla pena dell'ergastolo. Preciso che non chiedo venga applicato l'isolamento diurno. È questa la richiesta formulata nella terza udienza dal pubblico ministero Andrea Petroni per Filippo Turetta, il 22enne di Torreglia, reo confesso del femminicidio di Giulia Cecchettin. Per la durata dell'udienza davanti alla Corte d'Assise di Venezia, prima con la requisitoria del PM durata circa 2 ore e mezza, poi con le parti civili, l'imputato, seduto accanto al suo difensore, l'avvocato Caruso, ha tenuto il capo basso. Nella sua requisitoria l'accusa, che ha ripercorso prima le tappe dell'omicidio, poi le fasi della relazione tra i due, nel parlare dei vari pesanti capi di imputazione si è soffermata in particolare sulle aggravanti contestate a Turetta, in primis la premeditazione oltre la crudeltà. Sappiamo che dal 7 novembre 23, 4 giorni prima dell'omicidio, è stata redatta questa lista. È stata acquistata una cartina geografica, era scritto nella lista. La cartina serve durante la fuga perché l'imputato staccherà il proprio telefono e la connessione dati. Preparare delle provviste. Verificare se in casa ci sono badile e coltelli, applicarle nastro adesivo in bocca, mani, caviglie e ginocchia. Abbiamo evidenza che almeno sulla bocca sia stato certamente fatto, abbiamo evidenza che di strappi ce ne siano almeno 2 perché 2 ne abbiamo trovati. L'omicidio di Giulia Cecchettin, ha detto il PM, ha rappresentato l'ultimo atto del controllo che Turetta voleva esercitare sulla ragazza, come testimoniano le decine di pagine di chat scambiate tra i due. Messaggi in cui è palese la sua ossessione verso Giulia, espressa spesso con rabbia e offese. Non poteva uscire con nessuno eccetto lui, non doveva laurearsi prima di lui. Maledetta che sei, fai pena, mi devi tenere traccia della tua giornata, non potrò mai perdonartelo, dovevi raccontarmi la giornata, mandarmi foto eccetera in continuazione, sei una stronza, ti farò pentire di tutto il male che mi stai facendo, lo riverserò da qui all'infinito. Considerate che i messaggi sono pieni di errori di battitura, a volte sono scritti in maiuscolo e è proprio per questo vi dico leggeteli, perché leggendoli trasmettono quella che è la rabbia che diciamo li anima quando vengono scritti. Mettiti in testa, stronza, che o ci laureiamo insieme o la vita è finita, ridicola, mettitelo in testa perché altrimenti quando starà arrivando il momento non sarai pronta, smettile di pensare alla tua inutile carriera, che se la mia vita finisce la tua non vale niente. Messaggi che risalgono a mesi prima dell'omicidio, a riprova che gli atti persecutori e diverse condotte di maltrattamenti nei confronti di Giulia fossero già consumati, evidenzia ancora il PM, secondo cui inoltre Turetta non ha mai realmente voluto togliersi la vita, ma anzi avrebbe cercato di manipolare Giulia facendo leva sul suo senso di colpa. Sentiamo invece le parole delle parti civili. È nell'autopsia, nei fatti, l'avete sentito. Purtroppo mi è dispiaciuto anche soffermarmi su certi dettagli, però Gino mi ha detto fa quello che devi fare e l'ho fatto.
Andate a vedervi l'autopsia, nessuno può capire il terrore che ha provato Giulia, immedesimatevi in quei momenti. L'avvocato Tigani, difensore di Gino Cecchettin, si è rivolto alla Corte leggendo alcune parti dell'esame autoptico per far capire loro l'accanimento di Turetta verso Giulia, anche quando ormai era senza vita. Colpi inferti ovunque, ha sottolineato, anche quando la vittima era rannicchiata su se stessa perché senza più difese. Gli avvocati delle parti civili, oltre Gino, la sorella Elena, il fratello Davide, la nonna Carla, gli zii, hanno chiesto nel complesso oltre 2 milioni di risarcimento. Riteniamo che una richiesta di oltre 1 milione di euro che abbiamo avanzato sì, sia importante, ma non sia assolutamente paragonabile a quella che è la perdita di una figlia, per di più una figlia come era Giulia. Assente in aula Gino Cecchettin. Ci siamo sentiti ieri sera, ci siamo salutati, mi ha fatto in bocca al lupo, ci siamo abbracciati virtualmente. Presente invece lo zio paterno Alessio, difeso dall'avvocato Pietro Coluccio. Non c'è più Giulia. Il sollievo più grande sarebbe stato non essere qui e avere Giulia al nostro fianco. Quello era il sollievo più grande. Per tutto il resto lasciamo fare la giustizia. Per l'avvocato di Elena Cecchettin, Giulia deve essere un simbolo. Giulia deve essere un simbolo dentro l'aula e fuori l'aula, perché sono tutti uguali, gli uomini affetti da analfabetismo emotivo, gli uomini che hanno l'anima di marmo. Filippo ha ucciso Giulia per motivi abietti e futili, perché l'ha punita, perché non riusciva a tollerare che lei potesse essere felice senza di lui, l'ha detto chiaramente. Noi abbiamo chiesto la pena giusta per Filippo. Una pena sociale significa la difesa sociale. La pena sociale è anche difesa sociale, la pena non deve tendere solo alla rieducazione, è anche dissuasione la pena. Antonio Cozza, che tutela la nonna Carla, ha detto più volte ai giudici: quello che la mia cliente sta vivendo è innaturale. Innaturale è vedere la fine della propria nipote così. Abbiamo sentito anche le parole in questo servizio dell'avvocato Nicodemo Gentile, legale di Elena Cecchettin, tante le manifestazioni in ricordo delle donne vittime di violenza ieri in tutto il Veneto. Ve ne daremo conto dopo la pubblicità. Intanto vediamo ancora il sondaggio in sovrappressione, il tema è quello del nuovo codice della strada. A tra poco. Eccoci, tornati in diretta, prima edizione, martedì 26 novembre. Lo abbiamo detto prima della pubblicità, l'avvocato Nicodemo Gentile, legale di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, ha detto: Giulia deve diventare un simbolo, e proprio nel nome di Giulia ieri si sono svolte parecchie manifestazioni, inaugurazioni anche di parchi. Stiamo parlando di un parco nel Veneziano in cui era presente anche una parte della famiglia di Giulia, l'altra parte era in aula a seguire ovviamente il processo e i loro legali. Ieri, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, a Padova un lungo corteo molto partecipato. Vediamo il servizio. Un lungo corteo di ragazze e ragazzi ha percorso le strade della città per dare voce alle donne vittime di violenza, per alzare l'attenzione sul contrasto alla violenza di genere. A Padova in migliaia ieri sera hanno preso parte alla manifestazione organizzata dal collettivo Non Una di Meno. Dal Portello fino a Piazza dei Signori, tantissimi giovani hanno ricordato per nome tutte le donne uccise in questi mesi. Contestato anche il ministro Valditara e le sue dichiarazioni fatte in occasione della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin. Il rischio di vittimizzazione e di non essere credute è molto più forte se lo stupratore è un uomo ben inserito socialmente, di prestigio o un bravo ragazzo bianco. Il motivo è che lo stupro è fortemente connesso al potere ed è tollerato quando a stuprare non è un uomo ai margini della società o un immigrato. Questo governo cerca di mettere in atto una strategia mirata a spostare l'attenzione su altro.
Un altro momento in ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di violenza si è svolto sempre ieri pomeriggio davanti a Palazzo Moroni, dove ha preso parte anche il sindaco di Padova Sergio Giordani, che si è unito ai cittadini che hanno fatto rumore in memoria delle vittime di femminicidio. Rumore dunque al corteo transfemminista ieri sera tra le vie di Padova, e il rumore è stato fatto anche alla Camera, nell'aula dei gruppi parlamentari, dove in mattinata ieri si è svolto il convegno Tante facce mai sempre violenza. Chiedo alla regia se riusciamo a mettere intanto in onda le immagini. Questo convegno Tante facce mai sempre violenza è stato promosso dall'intergruppo Donne, Diritti e Pari Opportunità, dove era presente anche Gino Cecchettin. L'intervento di Laura Boldrini, ex presidente della Camera e capo dell'intergruppo Donne, Pari Opportunità e Diritti. Laura Boldrini che ha richiesto per Giulia appunto un minuto di rumore. Stiamo vedendo invece qui Gino Cecchettin. Saremo in grado di farvi magari rivedere anche la commozione di Gino Cecchettin dopo la richiesta dell'ex presidente della Camera Boldrini di fare un minuto di rumore. Aveva contestato Laura Boldrini il silenzio invece voluto dal liceo che aveva frequentato Giulia Cecchettin. Gli studenti avevano richiesto di poter fare un minuto di rumore in suo ricordo, agitare le chiavi di casa come appunto simbolo che la violenza è sempre perpetrata da sempre, quasi sempre, perlomeno come dicono le statistiche, da chi ha le chiavi di casa. Sentiamo le parole di Laura Boldrini e la commozione poi di Gino Cecchettin seduto in prima fila. Un minuto di rumore per Giulia. Prego. Insomma, l'abbiamo sentito e visto Gino Cecchettin che proprio da Montecitorio, davanti alla panchina rossa installata nel parco interno di Montecitorio, ha voluto lanciare un appello. Il 25 novembre è la giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Io vorrei che non fosse solo una giornata fine a se stessa, ma deve essere il simbolo di un percorso che deve essere valido per tutto l'anno. Portate rispetto alle donne e ricordatelo non solo il 25 novembre, ma ogni giorno che vi alzate e affrontate una giornata. Tutti i giorni abbiamo a che fare con omicidi, femminicidi e episodi di violenza, quindi questo concetto non è pervasivo in tutta la società e dovremmo continuare a perseverare a comunicare che la vita è sacra e va preservata, quindi non bisogna interferire nella vita altrui. Partire da qui significa arrivare a tutti i cittadini italiani, luogo importantissimo, il luogo fondamento per la democrazia dove vengono promulgate le leggi, e da qui speriamo di arrivare veramente a tutti gli italiani con il nostro messaggio. Queste le parole da Roma di Gino Cecchettin, mentre nel veneziano c'è stata grande commozione e partecipazione al parco pubblico di Via Oriago a Chirignago, perché il Comune di Venezia ha voluto intitolare proprio a Giulia Cecchettin. Erano presenti tante scolaresche, presente anche parte della famiglia di Giulia Cecchettin. Abbiamo sentito le parole commosse e sentite del zio Andrea Camerotto. È stato importante oggi essere invitati all'inaugurazione di questo parco, insomma, che rappresenta, come è stato detto, la vita, il germogliare di qualcosa di positivo. E speriamo, insomma. Cosa ha provato allo scoprimento della targa quando ha visto il nome di Giulia? È triste sapere che lei non c'è più e che ormai ci restano le targhe e i libri. Questo sì, è triste ricordarla, però questa è la realtà, insomma, abbiamo solo questo modo per poter riviverla quotidianamente, insomma.
Generalmente in queste occasioni si dice adesso osserviamo un minuto di silenzio, in questo caso quello che mi ha colpito è che non c'è stato bisogno di dirlo, cioè tutti i presenti si sono fermati per un minuto, i raccoglimenti. Sì, infatti anch'io ho notato questa cosa, non c'è stato bisogno e il silenzio è venuto da sé e penso che ognuno abbia pensato a cosa fare per poter portare avanti in qualsiasi modo i propri progetti perché non accadano più fatti del genere, le proprie idee, i propri pensieri, insomma, rivolti a questo argomento. È passata una settimana dal racconto che ha sorpreso e scioccato Palazzo Ferrofini. Per ieri sera a Ring la consigliera regionale Silvia Cestaro è tornata sulle parole con le quali ha confessato della violenza subita a 15 anni, parole che hanno suscitato commozione, solidarietà e anche dibattito. Sentiamo un passaggio dell'intervista. Che effetto le fa rivedersi? No, confesso che è la prima volta che lo rivedo. Ecco, che effetto le ha fatto? Insomma, forte perché io ho parlato con l'istinto, ho parlato con quello che sentivo dentro e anche forse con una esperienza di vita che non è solo quella personale, è tanto quella di amministratore e di tante cose che ho visto purtroppo in tutti questi anni e è un'esperienza che voglio condividere, ho voluto condividere perché mi rendo conto che molto spesso ci si approccia a questo tema difficile, complicato, estremamente complesso e variegato in maniera superficiale delle volte o comunque con stereotipi, no? con idee preconcette e invece bisogna riuscire a riportare un po' sul piano della realtà un fenomeno che è terribile, presente e l'ho detto anche in consiglio in ogni ambito. In famiglia che reazione c'è stata? Io ho una famiglia per fortuna meravigliosa, mio papà chiaramente è rimasto abbastanza scioccato, però mi ha subito abbracciata, si è scusato lui per non essersi accorto, ma giustamente non poteva farlo. I miei figli lo stesso sono grandi e spero di averli cresciuti con tutte quelle attenzioni e delicatezze che ci dovrebbero essere nei confronti di casi come questo, insomma, di chi subisce anche violenza, per cui insomma, sono stata accolta in un abbraccio familiare. Mi rendo conto che probabilmente quello che mi è accaduto da ragazza mi ha rafforzata molto e mi ha portata a rapportarmi con gli uomini alla pari. Non mi sento mai inferiore. E questo deve essere il grande messaggio che arriva alle ragazze: non siete inferiori, mai, non credetelo, neanche se ve lo fanno pesare, neanche se ve lo dicono con le parole, neanche se vi danno fastidio nei luoghi di lavoro, se vi sminuiscono. Siamo alla pari, è quello reale, il vero femminismo e la vera parità di genere. Non sono così convinta che arrivi dalle quote rosa o da altri meccanismi. È stata una lunga battaglia, siamo arrivati qui. Adesso dobbiamo essere coscienti che l'uomo che ci parla è una persona tanto quanto è identica a noi. In questa settimana c'è qualcosa che le ha dato fastidio invece? Perché immagino che abbia ricevuto tanta solidarietà, tante parole d'affetto. C'è qualcosa invece che le ha dato fastidio? Ma in linea di massima no, anzi l'unica cosa che mi ha stretto ancora di più il cuore è che oltre alla solidarietà ho ricevuto tante testimonianze, un po' troppe, per la nostra società che dovrebbe essere civile. Quindi altri casi magari tenuti dentro? Questo è Tanti. Il ministro Valditara non lo conosco neanch'io, ho sentito anch'io le sue parole, credo che forse si sia espresso sicuramente in maniera un po' avventata nel suo discorso e si sia basato un po' troppo sui numeri. Nessuno mette in discussione i numeri che lui ha in mano, però, e l'ho detto più volte, c'è un sommerso che non ci permette di avere effettivamente la contezza di quelli che sono i fatti reali e gli accadimenti reali. Purtroppo sul giornale finisce solo un certo tipo di violenza, ma c'è molto altro. Cosa direbbe se ce l'avesse qui la Silvia Cestaro quindicenne? Adesso lei cosa direbbe?
a questa Silvia Cestaro? Questa è forse la domanda più difficile che mi è stata fatta in questi giorni. Le direi, le cose della vita alle volte accadono, non è colpa di nessuno, bisogna essere forti, magari fatti aiutare. Parla prima e fatti aiutare. E alle ragazze, alle donne di tutte le età che ci stanno seguendo, non sentirti inferiore, denuncia e che altro ancora? E sì, la prima è educare bene le tue figlie e i tuoi figli, perché il compito di una mamma, di una nonna, di una donna in generale è proprio quello di riuscire a trasmettere, forse per questa empaticità che contraddistingue in genere le donne, di riuscire a trasmettere proprio quella etica, quei valori all'interno della famiglia, ma anche ai nipoti, ai figli delle sorelle, perché poi insomma la società è molto particolare e la famiglia tradizionale magari non esiste più, ma anche gli insegnanti, le donne insegnanti all'interno delle scuole, quindi donne dobbiamo essere noi le prime, poi speriamo che ci seguano anche gli uomini. Queste dunque le parole di Cestaro, che tracciava anche un bilancio, un termometro insomma di com'è la società oggi, e proprio di questo parliamo perché il procuratore capo di Treviso ha fatto un po' il bilancio dell'ultimo anno nella Marca. Sarebbero in aumento le denunce per stalking. Sono in forte aumento i reati per stalking nella Marca, più 52 casi a giugno di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2023. È uno dei dati presentati dal procuratore capo del Tribunale di Treviso, Marco Martani, sull'insieme dei reati denunciati contro la libertà sessuale e stalking, che nel 2024 hanno registrato 319 denunce rispetto alle 277 dello scorso anno. Effettivamente c'è stato un incremento delle notizie di reato per il delitto di stalking, che è passato nei periodi di presa in considerazione per l'anno giudiziario, è passato da 136 del periodo precedente a 188 dell'ultimo periodo. È un incremento significativo. Mentre sono diminuiti invece le violenze sessuali. I reati di violenza sessuale sono in leggero calo, sono 108 nell'ultimo periodo contro 106 nell'ultimo periodo contro 118 nel periodo precedente. In leggero aumento gli atti sessuali con minorenne, 23 quest'anno rispetto ai 21 del 2023, stabili quelli di libidine, sempre con minore, 2 denunce per ogni singolo anno, mentre nella Marca non ci sono state violenze di gruppo. Una fotografia degli abusi nella nostra provincia, secondo il procuratore, tutto sommato in linea con il resto d'Italia, se non fosse per gli atti persecutori a sfondo sentimentale, sui quali la procura pone l'accento per un fenomeno che vede nella stragrande maggioranza dei casi vittime le donne. Si tratta nella quasi totalità di casi di soggetti che non avevano avuto precedenti o precedenti comunque importanti con la giustizia, che hanno un lavoro, una vita sociale, che non accettano il rifiuto. Uomini, ma non solo, che ripetutamente diventano persecutori delle vittime che affermano di amare. Stalking, che si manifesta quando ci sono minacce per la persona o per i congiunti come figli o genitori e che mettono il soggetto della violenza in uno stato di costante ansia e di apprensione, al punto di imporre alla vittima un radicale cambiamento di abitudini di vita. Stalking in aumento quindi, ma non per maggior presa di coscienza e quindi di denuncia delle vittime. Io credo che l'aumento delle notizie di reato corrisponda purtroppo in gran parte almeno a un incremento del fenomeno. Ecco, in questa giornata l'appello alle donne da parte del procuratore. L'appello alle donne è quello di non tollerare delle condotte di violenza e di molestia e di denunciarle. E torniamo sulla cronaca, ci colleghiamo dal Bassanese con la nostra Chiara Gaiani, perché ci sono stati ancora avvistamenti di lupi e la cittadinanza è sempre più preoccupata. Chiara, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori, ci troviamo a Bassano del Grappa nel quartiere di San Michele. Ringrazio Alessandro Costacusta per la collaborazione tecnica e anche il mio ospite Enrico Feltrin, presidente del Consiglio di quartiere. 700 abitanti, questa come vedete dalle immagini è una zona collinare, ma siamo davvero a pochi minuti dal centro storico di Bassano. Da quest'estate avete la presenza di lupi che hanno predato un po' alcuni asini e proprio
proprio in questi giorni anche il cane di una famiglia. Sì, assolutamente sì, e questi lupi purtroppo da quest'estate sono presenti a San Michele in forma purtroppo stanziale, sembrerebbe che siano almeno 5 ed è veramente un problema grosso. Ecco, molti i residenti che iniziano ad aver paura, anche il signore che ha chiamato la nostra redazione per raccontarci del cane ci diceva: io all'imbrunire non esco più a passeggiare. Sì, con il nostro concittadino ci siamo sentiti io e lui il giorno prima, mi ha portato tutta la sua preoccupazione, tutta la sua disperazione, perché perdere un animale di famiglia è veramente una cosa penosa e ci dovremmo sicuramente muovere in tal senso, sicuramente con l'intercomitato dei quartieri. Io porterò questa istanza perché dobbiamo veramente in maniera unitaria fare qualcosa. Ecco sì, quindi questa preoccupazione arriverà sul tavolo del Consiglio Comunale. Penso proprio di sì, assolutamente. Non possiamo più stare fermi ad aspettare le predazioni di animali domestici, non domestici, insomma bisogna muoversi. Bene, allora io ringrazio davvero Enrico Feltrin per essere stati con noi, ringrazio Alessandro Costa Curta. Da Bassano del Grappa la linea può tornare allo studio. Grazie Chiara, grazie al tuo ospite, seguiremo le vicende. Chiedo alla regia se è possibile mandare in onda il contributo dei nostri colleghi di Vicenza. Prima però un sguardo veloce, torniamo in diretta, ancora in corso il processo Turetta. Saremo in grado tra pochissimo di farvi ascoltare le parole ancora dell'avvocato Caruso che spiega il perché secondo la difesa non ci sia stata la premeditazione. Mi dicono dalla regia che il blocco è pronto, sentiamo. Io nella mia testa ho ipotizzato di fare questa cosa, che avrei di rapirla in macchina insieme a me, per poi allontanarci verso una località. E poi soprattutto pagina 21. Pubblico Ministero, quindi corretto quello che ha scritto nel memoriale? Fino a quel momento lei era indeciso? Sì. Poteva succedere come no? Sì. Pubblico Ministero, ancora più avanti, pagina sempre 21. Bene, allora le chiedo, qual era l'epilogo della fine della serata che lei si era immaginato e che determinava questa indecisione? Imputato Turetta, non so se ho capito, provo a rispondere, cioè non lo so, non avevo immaginato un epilogo, non lo so. Sarebbe andata come sarebbe andata, non so. Pagina 22. Sarebbe dipeso un po' da me, dal momento, da un po', non so, comunque ho scritto un po' in quel momento, un po' sarebbe dipeso ovviamente da me e dalla mia indecisione sul come fare comunque una cosa del genere. Avvocato Caruso, io questa volta gli domando, quindi lei aveva ipotizzato un futuro con Giulia? Perché uno che premedita l'omicidio, si reca, la uccide, poi aveva ipotizzato un futuro con Giulia, ulteriore rispetto al sabato, in una parte della sua potenziale previsione o rappresentazione dei fatti? Imputato Turetta, cioè adesso sì, cioè non lo so, non lo escludevo, però anche questo era incerto, non so. Poi in quel momento lì mi vivevo il pomeriggio per stare bene con lei, eccetera, il rapporto tra di noi era senza pensare al resto. E poi soprattutto, prego Filippo, sì, cioè io durante quel momento, siamo al sabato tragico, pagina 63, io durante quel momento lì, che eravamo in macchina appunto in quel parcheggio, io stavo pensando se fare quello per cui avevo fatto la lista, quindi rapirla, eccetera. E stavo pensando a questo e così le ho anche, però comunque era una cosa su cui ero un po' insicuro, perché io comunque, la cosa che volevo in quel momento era più di tutte tornare insieme e quindi continuare ad avere un rapporto con lei. Memoriale, e poi lascio
ai giudici popolari e ai giudici togati di rileggere queste parti. Pensai quindi di rapirla e sequestrarla. Questo è il pensiero che fa e che non ha rivelato nel corso del primo interrogatorio davanti al pubblico ministero. Con me eventualmente se le cose non fossero migliorate nel periodo successivo. Non era un qualcosa a cui pensavo a una data certa, a un momento preciso. Lo avevo pensato per un futuro momento in cui mi sarei sentito di farlo, in cui avessi ancora mantenuto l'intenzione. In quel momento nella mia testa non era qualcosa di definitivo. Questa non è premeditazione. Queste le parole dell'avvocato Caruso. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Ci vediamo tra poco. Buongiorno a tutti, sono Diego, buongiorno preside. Oggi siamo qui per intervistarla per le domande sulla discriminazione di genere. Questo primissimo podcast dell'Istituto Fabio Besta di Treviso. Oggi abbiamo l'onore di intervistare la nostra dirigente scolastica, una persona di riferimento che ha contribuito alla crescita della nostra scuola a livello di rapporti e comunicazione interna molto forte. Cominciamo subito con le domande. Come mai hai intrapreso questa carriera? Che sono la capacità comunicativa, la capacità di ascolto e l'attenzione per l'altro, la cura. Ecco, mettendo insieme tutto questo ho pensato che insomma la professione di insegnante potesse essere quella che mi avrebbe reso felice. Nella sua carriera lei ha avuto l'opportunità di osservare l'evoluzione del sistema scolastico e anche di coloro che vivono all'interno della scuola, quindi studenti e insegnanti. La scuola italiana ha sempre avuto modo di dare parità di genere anche a livello di possibilità di studio. Questo ci porta a fare una brevissima storia, no, della scuola italiana, che ovviamente non è sempre stata quella che conosciamo noi oggi. Oggi possiamo dire che non ci sono discriminazioni, non c'è la parità davvero in tutti i sensi di accesso a qualunque percorso scolastico, ma non è sempre stato così. Io per esempio ricordo che nella mia famiglia mia zia paterna, la sorella più piccola di mio padre, anziché fare il liceo classico come fece mio padre e suo fratello, ha fatto una scuola, un istituto tecnico femminile, è una cosa che non esiste neanche più. Quindi lei L'abbiamo visto dal titolo in onda, siamo tornati in diretta, un podcast realizzato dagli studenti del Besta con l'aiuto dei professori, e sono qui in nostra compagnia Sofia Sordi, una delle studentesse che hanno contribuito a questo progetto, e la preside dell'istituto Besta, la professoressa Renata Moretti. Buongiorno e grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno a voi, siamo molto felici di essere qui, grazie. È il 26 novembre, ieri insomma abbiamo dedicato un'ampia pagina dei nostri telegiornali, lo abbiamo fatto, avete, a chi ci ha seguito fino a qui, dedicato anche una ampia parte di questa nostra prima edizione, un tema sentito, è un tema che si sta trattando ogni anno in un modo sempre più sensibile, sempre con meno slogan e sempre più mirato al cercare di capire qual è l'innesto che fa scattare questa violenza. È un progetto, quello di questo istituto, che rientra nell'agenda ONU 2030, mi rivolgo a te Sofia, lasciamo la parola a te. Agenda ONU 2030, parità di genere, l'obiettivo che avete perseguito, un progetto che nasce, voi siete una classe dell'Istituto Besta che si occupa dello studio della design della comunicazione visiva e pubblicitaria. Raccontaci come è nato questo progetto e come l'avete realizzato. Poi preside, le passo la parola. Allora, come ha detto lei, ci siamo concentrati sulla mission, che era appunto l'Agenda 2030 dell'ONU, e che come obiettivo numero 5 a raggiungere la parità di genere. Ci siamo concentrati su questo con il nostro indirizzo e ciò che sappiamo fare meglio. Abbiamo creato un progetto il quale iniziava con la prima fase, che era la creazione di un'associazione per le donne, per raggiungere la parità di genere e per proteggere i loro diritti e per dare la voce sempre a loro. Certo.
L'abbiamo suddiviso in gruppi, ogni gruppo ha creato la propria associazione, ha creato il proprio logo e successivamente abbiamo sempre creato la brand identity, tutto ciò che rappresenta un'associazione e la rende vera, reale. Insomma, avete applicato quello che studiate alla quotidianità pura, quello che potrebbe effettivamente succedere una volta che magari potreste anche uscire dalla scuola, giusto? Applicata al tema della parità di genere. Avete poi sentito in questo podcast numerose persone, nel titolo lo vedete, un dialogo con le istituzioni, perché chi avete intervistato oltre alla preside, che poi racconteremo anche la sua esperienza? Per il momento abbiamo intervistato anche Lorenza Mario. E quindi abbiamo toccato l'ambito, il settore dello spettacolo, come si vive da un punto di vista dietro le quinte, nella televisione, nel teatro. È stato molto, molto piacevole. Abbiamo avuto l'opportunità di vedere attraverso la sua esperienza come si vive anche essere donna in altri ambiti. Abbiamo un po' di immagini di copertura, chiedo alla regia se è possibile mettere in onda per vedere un po' il backstage della realizzazione di questo progetto, mentre chiedo a lei, preside Moretti, lei l'abbiamo vista in questo podcast in prima persona, è stata una delle prime persone ad essere intervistate. Quando i ragazzi sono arrivati con questo progetto, innanzitutto il primo pensiero? Allora, subito sì, naturalmente, perché quando vedo dei ragazzi animati da passione, da entusiasmo, dal desiderio di sperimentare situazioni nuove per il loro apprendimento, cioè la mia porta è sempre aperta, il mio sì è sempre pronto e quindi non potevo tirarmi indietro. Tra l'altro è stata un'esperienza anche piacevole e anche costruttiva per me, perché mi ha consentito anche di riflettere su alcuni aspetti un po' della mia carriera, da quando ho cominciato come insegnante molto giovane ad oggi, insomma, un'evoluzione che ha attraversato parecchi anni. Ecco, non voglio raccontare la mia età, però insomma sono nella scuola da tanti anni, quindi ho visto anche delle cose che sono cambiate, insomma. Ha visto il cambiamento e com'è stato raccontarlo ai ragazzi di oggi che magari questi cambiamenti non li hanno vissuti, ma che insomma... Loro nell'intervista erano molto interessati a sapere se nell'ambiente di lavoro di una scuola ci sono molte discriminazioni. Io nell'intervista racconto che in realtà le discriminazioni non ci sono, perché il mondo della scuola è un mondo a cui si accede per concorso, quindi non ci sono distinzioni di questo tipo. Tra l'altro la scuola, soprattutto la scuola italiana, ha una componente femminile molto, molto forte nella dimensione appunto dell'insegnante. Quindi devo dire che sotto questo profilo io mi sono sempre trovata molto bene in tutte le scuole dove ho lavorato, prima da docente e poi al Besta appunto come dirigente. Però è stato bello interagire con loro e mettermi così a disposizione delle loro domande, delle loro curiosità. Spero di essere stata efficace, insomma, anche a dare la mia visione del mondo del lavoro, che è un po' particolare, cioè nel senso che io ho detto loro che molto dipende anche da come la donna si pone sul posto di lavoro, se si pone con gli strumenti della partecipazione, della preparazione, dell'entusiasmo, non facilmente andrà incontro a situazioni incresciose o difficili da gestire, ma troverà il suo spazio. Ecco, questo è il mio messaggio per le ragazze soprattutto. C'è molto dibattito, molto dialogo in questi giorni su questo tema, sul tema della parità di genere, della violenza, dei diversi tipi di violenza, motivo per cui avete anche ascoltato tante donne diverse con tanti ruoli istituzionali diversi. Come sono stati scelti e insomma come avete preparato queste domande? Da dove nasce la curiosità che ha fatto nascere poi le domande da fare alle persone che vi siete trovati davanti? Allora, innanzitutto siamo partiti dal fatto che è questo l'argomento che affronteremo nella disciplina di educazione civica. E, naturalmente è un tema molto attuale che coinvolge tutti noi, sia donne sia uomini, e questo è stato anche un fattore che ci ha motivato sempre di più. E, per gli intervistati è
È stata una ricerca non tanto difficile, nel senso che con l'aiuto dei nostri insegnanti, soprattutto il nostro insegnante di grafica che ha tanti contatti e tutto, ha permesso che questi canali si aprissero per noi. Che emozione è stata anche uscire un po' dagli soliti schemi della scuola? Sì. E infatti stiamo attraversando un programma nuovo, comunque di studio. E stiamo facendo l'ultimo anno, sempre cose nuove e anche un prodotto cross-mediale, qualcosa di nuovo. Non ne avevamo mai parlato e crearlo e farlo da zero e mettere in gioco le nostre proprie capacità che infine ci hanno trasmesso loro è fantastico, sì. Noi stiamo parlando di un podcast, cerchiamo di spiegare alle persone a casa che cos'è e soprattutto come è possibile vedere queste interviste. Allora, un podcast basicamente è un video che può essere un'intervista nella quale ci si siede, diciamo così, in amicizia, in confidenza, tra virgolette, al massimo che si può, dove si fa una chiacchierata, diciamo così, o si parla di un argomento specifico e si fanno domande o curiosità che siano state presentate o siano emerse, insomma, nel contesto. Ma creare un clima di accoglienza per spiegare un tema che di fatto non è un tema facile, è un tema che avete poi affrontato e studiato sotto molti punti di vista, anche il punto di vista maschile. Sì. Raccontaci, Sofia. Sotto il punto di vista maschile l'abbiamo affrontato attraverso attività in classe con altri docenti di altre discipline. Abbiamo avuto l'opportunità di fare dibattito tra di noi, cosa che ritengo è stata molto importante, perché uno, magari da donna o da ragazza, pensa che le cose siano solo come una le vive, e invece sentire anche i compagni che magari sono all'oscuro della situazione è sempre qualcosa che può aiutarci a migliorare e magari risolvere sempre più problematiche. Ci sono infatti sempre più uomini, preside, che denunciano queste violenze e dicono alle persone del loro stesso genere, insomma, di anche farsi aiutare, che la violenza e soprattutto questo patriarcato di cui anche il ministro Valditara, insomma, ha detto no, non esiste più, non c'è, è in realtà poi una conseguenza che si riflette non solo sulle donne ma anche sugli uomini stessi, cioè creare delle aspettative sociali per cui gli uomini e le donne devono stare a determinati standard. Questo podcast serve anche per riuscire a mettere in contatto generazioni diverse che magari hanno una visione diversa della vita e delle cose. Sì, sicuramente serve a questo, ma come diceva prima Sofia, la cosa più bella secondo me è tutto il lavoro che c'è a monte, no? Per preparare il podcast, cioè questo confronto che loro hanno creato in classe, guidato naturalmente dai loro docenti, e che ha consentito anche alle ragazze di capire che cosa pensano i ragazzi e viceversa. Ecco, questo scambio e questo cercare di capire con il sentimento anche dell'empatia, che è molto importante da sviluppare. Noi facciamo a scuola molti progetti proprio per sviluppare l'empatia, è indispensabile, e mi piace poi questa grande passione che tutti stanno esprimendo per questo progetto, tanto che sentivo venendo qua che insomma stanno anche di sera, di notte quasi, a preparare il trailer, tutto quello che serve per la realizzazione di questo progetto, che voglio dire non è così comune, insomma, avere dei ragazzi che alla sera invece magari di fare altro si dedicano ad un'attività che evidentemente li ha coinvolti moltissimo dal punto di vista emotivo, pratico, dell'insegnamento, dell'apprendimento, ma anche per uno scopo valoriale fondamentale. Quindi vuol dire che questi ragazzi hanno capito profondamente cosa stanno facendo.
Il lavoro di gruppo, e dietro le quinte non li vedete, ma ci sono tanti dei ragazzi, anche il professore Luigi Mattarollo, che è il referente del progetto, che ovviamente aiuta e coordina i ragazzi fin dall'inizio. Preside, un dialogo anche con le istituzioni. Ragazzi e istituzioni spesso non dialogano, noi oppure sì? Allora, io invece vorrei spezzare una lancia a favore di questo dialogo che, devo dire, soprattutto nel nostro comune di Treviso è molto aperto. Noi lavoriamo moltissimo e abbiamo avuto come start del progetto l'incontro proprio con un assessore, l'assessore Mattarollo, che è venuto ad incontrare i ragazzi, a parlare di pari opportunità, quindi in realtà si può alimentare, si può costruire meglio anche questa relazione. E noi, devo dire, a Treviso siamo molto fortunati in questo senso, perché abbiamo fatto con le istituzioni, con il comune di Treviso, con i comuni anche limitrofi, tantissimi progetti. Io sento una grandissima apertura alla collaborazione con il mondo della scuola, bisogna insistere in questo, anche per queste cose, soprattutto per questi argomenti così importanti. Sofia, è così, come vi siete trovati? Anche perché magari, io ricordo magari la mia esperienza, era un po', non so, incuteva un po' di timore magari rapportarsi con un assessore, un sindaco o persone che comunque hanno un ruolo sociale che da ragazzi o anche da ragazzini o da giovani adulti vediamo come un ruolo apicale, insomma. Beh, sicuramente all'inizio provi un po' di paura, dici forse non sono in grado di farlo, lo vedo anche nella quotidianità, uno magari si ascolta il podcast oppure guarda i video e dice non sono in grado, non l'ho mai fatto, però invece il sostegno dei nostri insegnanti che è meraviglioso, ci sono sempre dietro di noi e sono sempre lì che ci spingono a fare, a credere in noi stessi e in che ce la possiamo fare. E sicuramente questa apertura da parte delle istituzioni a collaborare con noi e capiscono che non siamo esperti e anche loro ci fanno sentire a nostro agio sicuramente. Insomma viene creato questo clima di scambio, di dialogo, che come hanno accettato l'invito queste persone? L'invito è stato accettato sempre attraverso i canali che ha creato principalmente il nostro insegnante di grafica, Mattarollo. Quindi una disponibilità comunque da parte delle persone che avete intervistato, felici di partecipare? Sì, sicuramente sì. Erano contente perché non penso sia una cosa di tutti i giorni e appunto si vede questa disposizione di collaborare con noi e di contribuire alla nostra crescita, quindi... E ha detto bene Sofia, sì. Infatti contribuire alla crescita, che crescita non solo dei ragazzi, ma appunto creare questo dialogo e fare in modo che questo dialogo sia accessibile a tutti, perché è un podcast che immagino potrà essere trasmesso magari anche agli studenti dello stesso istituto e altri studenti invece di altri istituti di Treviso e magari non solo. Io ringrazio, intanto siamo in chiusura, ringrazio la preside dell'Istituto Vesta, Renata Moretti, e Sofia Sordi, studentessa e partecipante, una delle creatrici di questo progetto, e ovviamente a tutti i ragazzi che ci hanno lavorato. Prima di chiudere vi ricordo il sondaggio di Ring, in onda questa sera a partire dalle 21 con il nostro Ferdinando Avarino. Il tema è quello del nuovo codice della strada. Come vedete in sovraimpressione i numeri per votare. Gli ospiti del nostro vice direttore saranno Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia, l'onorevole Alessandra Moretti, europarlamentare del PD, Cristian Schiavon della Lega e Niccolò Rocco di Azione. Avremo una seconda parte dedicata ancora all'omicidio di Giulia Cecchettin. Si dialogherà di quanto discusso in aula in questi giorni con la nostra
nostra Ilaria Marchiori, che in queste 2 mattinate di udienza ha seguito il processo, e poi una terza parte invece dedicata proprio alla riforma del codice della strada. Il sondaggio lo vedete in onda, potete continuare a votare fino alla fine dei nostri telegiornali della sera, scoprirete l'esito durante la puntata di Ring a partire dalle 21 questa sera, e quindi rimanete su questa rete. Per questa prima edizione è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona giornata, arrivederci.